dopo questa partita che ci deve far riflettere a fondo. Vediamo se siete voi che riuscite a calmare me. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio reale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. Allora, odio, odio se poi uno deve dire, ve l'avevo detto, è proprio, è insopportabile un incipit del genere, però è anche inevitabile perché la sensazione della partita trappola con l'Udinese l'avevo prima, l'avevo avuto prima del Benfica. Col Benfica ho avuto la certezza e anche lì mi aspettavo, no, non mi aspettavo, ma mi sarei augurato almeno Vergara. Io siamo pochi, partiamo dal presupposto che siamo ancora pochissimi e forse stiamo recuperando, adesso ma non starà al 100% né lui né Gutierrez. Questo è un discorso che dobbiamo fare. Parliamo del centrocampo, che poi è il fulcro di tutto. Mi sarei augurato Vergara. Quando ho visto la partita, l'ho vista poi dopo, in differita, dopo il risultato acquisito, e ho visto che McTominay sta in grande difficoltà, e poi guarda caso, perché poi il calcio a volte è casuale, a volte no, e quindi proprio McTominay, quelle piccole sbavature, questione di centimetri, questione di microsecondi, è protagonista in negativo dei due gol del Benfica. Io là prima era una sensazione, fai giocare Vergara, Vergara entra anche bene, dopodiché io mi aspetto Vergara almeno in campo e non voglio che sia tutta incentrata su McTominay Vergara, perché poi voi mi darete spunti e sicuramente troveremo altre chiavi di lettura. Però è inevitabile che io vedo un ragazzo che ce la mette tutta. Quindi oggi l'ho detto in reaction, se non l'avete vista andatevela a vedere, che è importante per capire quello che diremo oggi in live. Quindi andate e tornate. L'ho visto, l'ho accusato. Io lo spero, vedi, salvate il soldato Scott. E questo, inizialmente questa mia frase, Dark Sava, grazie che la ricordi. E veramente ringrazio tutti quelli che hanno seguito con grande pazienza e dedizione tutto il percorso, perché poi il singolo commento sulla singola partita lascia il tempo che trova, è tutto un percorso che ti porta a fare dei ragionamenti. Salvate il soldato Scott era una questione prima tattica, perché non volevo vedergli fare delle rincorse da esterno sinistro. Poi poteva funzionare lo stesso in fase d'attacco. Poi, adesso parliamo di una situazione completamente diversa, dove siamo in estrema emergenza nel reparto di centrocampo e quindi devi fare di necessità virtù, però uno in più tu ce l'hai e oggi non l'hai nemmeno messo in campo e non me lo posso spiegare, o meglio, me lo spiego quando, e ringrazio sempre Nicola che è sempre il primo, me lo spiego nelle frasi del passato, perché Conte ci ha lasciato delle bricioline durante tutto il suo percorso che se noi le raccogliamo, uniamo i puntini e non ci dovremmo sorprendere più di certe decisioni. Conte ci ha detto McTominay gioca anche zoppo, cosa insostenibile, non lo posso accettare. Perché McTominay zoppo, sì, è uno che è capace di segnare perché ha l'istinto del gol, se sta vicino alla porta è capace di trasformare un pallone sporco in gol e ti risolve. Ma se lo devi utilizzare in mediana, McTominay zoppo non va bene. Ora McTominay e zoppo non lo sappiamo però abbiamo seguito tutto il percorso dove falli pesanti che ha subito, ricordiamo il calzerotto distrutto, non so se fosse con la Juve o ancora prima, una serie di stanchezze visibili, proprio non ce la fa più, oggi si è inginocchiato. Quando uno si inginocchia e poi si rialza e continua, là l'allenatore deve per forza toglierlo, perché poi
c'è la Supercoppa e sono cose che devi affrontare in un certo modo, perché potresti attaccarti a questo quest'anno. Se non riesci a mantenere il contatto con la vetta, non hai approfittato del mezzo passo falso del Milan. Adesso mi darete, mi darete spunti su Genoa-Inter, che dovrebbe approfittarne. Però io là sono veramente, mi piglio veramente collera, perché Conte, il discorso di McTominay è il discorso io devo vincere le partite, quindi il non giocare con certi giocatori di cui lui si fida di me. Ne parleremo giocatore per capire se si poteva fare qualcosa di più. Allora, vi leggo che si è mangiato Vitigna. Ok, datemi spunti, perché se deve andare così, vediamo quello che deve andare. È comunque un'occasione persa molto molto grave. Siamo stati surclassati in mezzo al campo fisicamente, ma manco non ho capito, ma manco un po' cazzo, oggi sto fuori di testa. No, spiegami cosa vuoi dire, che altrimenti non lo capisco. Sono un Contiano di Fermo, questa partita l'ha persa il mister, ancora Di Lorenzo braccetto e Scott mediano anziché incursore è un delitto. Lang deve iniziare a fare qualche giocata. Sono d'accordo anche col finale, perché se poi Conte out non ha senso. Conte critiche ha molto senso, e sono il primo, oggi porto la bandiera, perché avevo intuito delle cose che poi si sono rilevate effettivamente quello che abbiamo visto. Il passaggio, ecco, quando poi arrivano i primi cambi, togliendo Beukema, il passaggio, io continuo a dire, intravedo la possibilità del 4-4-2, del 4-2-3-1, è veramente minima l'influenza del modulo oggi, perché parliamo proprio di energie, parliamo dei duelli, che la palla non gira con quella velocità, i duelli non li vinci, quindi il modulo va a prescindere. Poi sapete che io Di Lorenzo braccetto non lo voglio vedere mai, perché va in difficoltà, che poi quel pallone spizzato da McTominay, che non riesce a fare un colpo di testa in avanti ma gli risulta all'indietro, fa partire quella situazione, e Di Lorenzo pure si trova che potrebbe mettere una pezza e non la mette. Lang deve iniziare a fare qualche giocata, sì, e anche lì mi è venuto in mente, insomma, il discorso che qualcuno faceva per Ildiz dicendo giocatorino. Io non voglio definire Lang un giocatorino, perché gli abbiamo visto fare delle cose importanti con le altre squadre con cui ha giocato. Sicuramente deve alzare il livello della sua prestazione. Oggi peccato per quell'anticipo su Bertola, perché il Napoli avrebbe potuto indirizzarla in un certo modo. Però sì, deve alzare. Non lo definisco giocatorino a tutto tondo, dico sta facendo prestazioni medie, perché ovviamente il linguaggio è importante. Scott mediano è quasi un obbligo, visto che non abbiamo altro, o meglio, non lo puoi far fare l'incursore, perché? Ma deve riposare, non deve fare nemmeno l'incursore oggi. Quindi questo è. Conte deve finire la stagione, anche se si andasse in Europa League. Ma non deve essere in discussione Conte. Non so se avete visto, sotto è uscito la media punti di Conte, il migliore in Italia. Cioè, continua ad avere in Italia in campionato la migliore media punti in assoluto. Cioè, non si sta contestando, non si sta mettendo in discussione quello che Conte può dare. La gestione del doppio impegno è sicuramente un tema che va visto, però non banalizzandolo, perché ci tengo anche a questo. Cioè, non è Conte in Europa non sa giocare, Conte fa l'anticalcio, in Europa devi giocare con la difesa qua. Non è, là vado in freva, perché non ha proprio senso parlarne in questi termini. Ha senso però tantissimo ragionare sul discorso dei giorni di riposo di cui una squadra ha bisogno, specialmente forse con i suoi metodi di allenamento. Quindi hai bisogno di più riposo, hai forse bisogno di più tempo per preparare le partite alla Conte, perché sappiamo quanto Conte poi è minuzioso in alcuni dettagli, e se non hai il tempo materiale, perché ne devi fare una, poi ne devi fare un'altra, poi ne devi fare un'altra, non c'è il tempo di preparare la partita in quel modo, e non c'è nemmeno la possibilità di fare ogni 3 giorni quel pressing asfissiante, quella difesa in avanti di cui parla Conte, che è un wishful plan. Cioè,
è una cosa che tu vorresti poter fare e non sempre puoi fare. Devi cominciare a trovare un modo anche per gestire le partite quando sei a pezzi fisicamente, perché vogliamo non contestare la scelta dell'11, non contestiamo la scelta dell'11, anche perché non mi fa impazzire, non sappiamo mai dietro, potremmo scoprire che Vergara aveva avuto un problema che nessuno ci ha detto, perché le conferenze non si fanno, e quindi Conte ti può rispondere: ma lo sai che Vergara sta peggio di McTominay a livello fisico? Non ci credo, ma dobbiamo lasciare aperte le possibilità. Quando a volte si dice no, se il giocatore è in panchina vuol dire che è recuperato e quindi deve poter giocare dall'inizio. Non è vero, non è vero, dipende dalla gestione degli allenatori. Alcuni allenatori preferiscono portarseli e fargli fare dei minuti, leggasi Lobotka, leggasi Gutierrez. Quindi non è tanto l'11, ma la possibilità anche quando sei in queste condizioni di grande emergenza non hai impatto fisico, non hai ritmo, riuscire a gestirla la partita in qualche modo, essere in grado di bloccare le sfuriate dell'Udinese, farla girare, far sparire la palla utilizzando la tua tecnica che hai. Poi là è un'altra questione, a volte ti riescono le cose e a volte no. Che ne pensi di Milinkovic-Savic? Altro tema che sta diventando molto caldo nell'ambiente. Penso che anche lui sta a pezzi. Penso che anche lui, mi è arrivato un commento, visto che ho anticipato dei temi che poi sono delicati perché non vengono da me, ma vengono da terze persone, quello che è lo stato di forma dei calciatori. Poi mi è arrivato un commento al riguardo di un amico bellino che mi ha detto: Milinkovic-Savic io so che sta giocando con delle infiltrazioni. Questo spiegherebbe, se fosse vero, anche il perché della partita di Milinkovic-Savic contro il Benfica. Se Milinkovic-Savic avesse dei problemi, parliamo sempre dei condizionali, se avesse dei problemi mi spiegherei il perché non voleva la palla indietro da rilanciare. Magari ha un problema nei rilanci, non si sente sicuro nel fare i suoi rilanci, che è il suo punto di forza in assoluto. Mi spiegherei tutto questo, mi spiegherei un po' di incertezza anche in alcune parate. Il gol che lui respinge su Davis, che poi viene annullato, è un errorino tecnico, perché tu la pari, ma la devi parare verso l'esterno, mai verso l'interno. Poi fa una parata su quel tiro di Piotrowski, non so come si chiama, una parata di grande reattività, dove la butta sulla traversa, quella è una grande parata. Milinkovic-Savic è capace, l'avevamo letto, penso, quando lo abbiamo comprato quest'estate, un calciatore, un portiere capace di grandi parate, di grandi giornate e anche di alcuni errori più banali. Quindi a me piace Milinkovic-Savic perché ti dà una possibilità in più con il gioco coi piedi. Poi gli errori in porta li fanno più o meno tutti, sono veramente, si contano su una mano i portieri impeccabili. Spezzo una piccola lancia: pochi col doppio impegno non hanno perso terreno. Quando vi rispondete tra di voi, e fate benissimo a avere la vostra chat, io li prendo a caso i commenti. A me quello che fa incazzare di Conte nel post partita è che prende tutti in giro. Dice che abbiamo provato a reagire, 0 tiri in porta, 200 milioni buttati. Non l'ho sentito ancora Conte, vediamo se adesso magari se il versatile mi dà le parole di Conte nei vocali, che adesso prendiamo. Nel frattempo è un rinnovo di abbonamento o un nuovo utente, non lo so. Salvatore? Benvenuto Salvatore. Sì, adesso proverò ad ascoltare. Sì, lo sapete, poi Conte in post partita, specialmente quando perde, è ingestibile. Io preferirei, se si potesse scegliere, fatelo parlare in pre e non fatelo parlare in post, perché in post poi escono cose pazzesche. 0 tiri in porta, no, molto male, ma la questione veramente non è tattica, cioè i 0 tiri in porta di oggi per me non vanno ascritti a Conte perché non ha gioco, se è quello che stai provando a dire.
ma per l'altra questione, per la questione della gestione delle energie dei calciatori, che veramente, cioè io sono veramente tentato di dare 10 a tutti in pagella, perché sono andati oltre il limite umano senza alcun tipo di refresh, facendo un tipo di gioco difficile. Quindi 200 milioni buttati è un discorso che non mi interessa. Possiamo anche ricordare che l'Udinese veniva da 4 sconfitte nelle ultime 5, lo possiamo ricordare. This is just a storm inside a teacup. Non facciamo troppi drammi, analizziamo tutto con serenità. Quando c'è da puntare il dito si punta, perché che si potesse gestire tutto meglio si può dire. È certo che si può dire. Ed è proprio così. Dus cambiando alle 6 del mattino. Ah, tu poi stai a Las Vegas. Quindi ti sei dovuto svegliare prima di me. Io mi sono perso giusto il Milan. Ho ascoltato quello che è successo nel finalissimo. Il Napoli non meritava, ma loro sicuramente meritavano 5 gialli. Francè, non me la sento. Lo sapete che sempre io farò l'analisi il più oggettiva possibile dell'arbitraggio. Ti posso dire che andava ammonito subito Zaniolo, che poi non avrebbe fatto l'altro fallo dove è stato ammonito su Elmas. Il fallo su Spinazzola è abbastanza cattivo, perché arrivi in grosso ritardo e lo prendi sul tallone coi tacchetti male. Quello ti porta alcune cose a cascata, ma oggi non possiamo proprio parlare dell'arbitraggio, perché se vogliamo anche il fallo sullo Botka che c'è è un fallo molto leggero, quindi sotto questo punto di vista non me la sento proprio. Il piccione resta piccione, questo non c'è dubbio, però dobbiamo parlare delle cose nostre. Dare alibi a tutti oggi non è il caso. Allora, non tiriamo, preferiamo crossare a palombella invece di tirare le bombe in porta. Io mi sono arrabbiato quando Lucca ha preferito passare a Oio invece di sfondare la porta. Mancanza di palle. E Nappapiro, non lo so, sai, là addirittura io ho detto incredibile, perché un Lucca che gioca pochi minuti contro la sua ex squadra e si trova davanti alla porta, anche io mi aspettavo un tiro violento a come va. E invece ha avuto anche lucidità. Questa è anche una cosa, tra virgolette, positiva che per Lucca, perché sarebbe stato un ottimo assist. Poi Højlund non la prende bene, poi c'è da aggiungere che forse era fuori gioco, poi Lucca prende pure un palo. Dobbiamo capire là come è andata l'azione, però è incredibile, è un'azione quasi lodevole da parte di Lucca lì. Lucca è una questione che stiamo approfondendo nelle segrete stanze, e vi dirò di più quando sarà possibile dirvi di più. Perché non tiriamo mai da fuori aria? Sì, è un possibile giocatore di Serie A non sappiano fare un tiro decente da fuori. Lo vedi, no? Quando poi tirano contro di noi e Kellenkamp diventa un cecchino, prendono delle traiettorie pazzesche. Col Benfica ci ha provato Neres, è uscita una palla, sì, interessante, ma centrale, abbastanza innocua. Oggi il tiro da fuori aria era difficile perché l'Udinese poi si schiaccia con 3 più 5 davanti a quelli che possono essere le linee di tiro. Capisco la frustrazione, anche a me, se mi senti in reaction poi ho detto delle cose su quei cross soliti morbidissimi che contro una difesa di lungagnoni di grande fisicità probabilmente loro hanno sempre la meglio. O lo fai bello teso, il cross, arrivi sul fondo. Politano oggi per esempio non ha deciso, ha messo vivacità, ma non è mai andato sul fondo per farlo col destro. Alle volte devi anche sparigliare sotto un certo punto di vista e non essere sempre prevedibile. Quando ti mancano le energie e anche l'input che dai alle tue gambe per fare certe cose, alle volte in maniera naturale, credo, ti affidi alle cose che ti riescono meglio, più facili. Quando stai bene, sei brillante, pimpante, sei più imprevedibile. Allora, e Kellenkamp ha detto a DAZN che sarebbe è uno sfottò che ci meritiamo, perché ogni volta che gioca contro di noi fa una cosa incredibile. Partita peggiore degli ultimi 10 anni. Qua mi rifaccio, penso fosse Diego che l'ha detto nel gruppo Telegram, che ogni 3-4 partite
diciamo partita peggiore della stagione. Quindi è una sensazione che tu hai adesso. Io se torno indietro di 10 anni ce ne sono tantissime dove abbiamo detto questa è la partita peggiore dell'era De Laurentiis. Non sarà questa c'ha un sapore fresco adesso, molto amaro, perché c'era anche la possibilità di prendere 2 punti sul Milan e dargli anche una mazzata psicologica in vista della Supercoppa. Guardate come poi si stavano incanalando certe cose. Alla fine il Milan ci arriva, può arrivarci anche con un po' di recriminazione, perché sto leggendo sui social, noi ci siamo concentrati sui 2 rigori non dati al Sassuolo nel finale, loro si stanno concentrando sul gol annullato a Pulisic. Riescono a guadagnare un punto su di noi in questa giornata dove il Milan comunque in casa contro il Sassuolo doveva allungare, e quindi arriviamo alla partita col Milan in Supercoppa in teoria con loro un pochino più galvanizzati di noi. Noi arriviamo dalla doppia sconfitta, tutte trasferte pesanti, i viaggi, le trasferte. Adesso tutte le trasferte vengono considerate tabù perché appena ti allontani dal tuo stadio rischi di perdere. Quindi per tanti motivi questa è una sconfitta troppo pesante. Secondo te questa non sarebbe potuta essere una partita da falso 9 tipo con l'Inter? Sì, tutto si può fare. Nello specifico, se tu mi dici, e qua prendo uno spunto prendo il tuo messaggio per darvi un altro spunto, al di là di quella che può essere una scelta tattica, con l'Inter è andata molto bene, ha funzionato, però qui io ne faccio anche un discorso di possibilità di turnover. Politano è recuperato fisicamente, adesso è fuori per una questione di modulo. Il mister ha scelto questo modulo e nei 2 sottopunta lui preferisce Neres e Lang rispetto a Politano. Fateci caso, quando sta entrando Politano entra da esterno, da quarto di centrocampo a tutta fascia, e Neres resta in campo e si accentra un pochino o va dall'altra parte. Quindi se tu vuoi utilizzare poi qualcuno come falso 9 come Neres, a quel punto dovresti recuperare Politano. Se recuperi Politano dovresti ripassare nella testa di Conte a un 4-3-3, o comunque non con i 2 trequartisti, perché secondo me, e non lo so se Conte lo ha detto esplicitamente, Conte non vede Politano lì in quella zona vicino alla punta. Sono pochi metri che però fanno la differenza, perché non hai alla tua destra la linea del fallo laterale, ma hai un avversario. E quindi secondo me Conte vede bene Neres lì, vede bene Lang lì, ma non ci vede bene Politano. Il discorso di Neres falso 9 è un discorso che mi porta più avanti ancora. Se non ti fidi di Lucca, perché ogni tanto anche Højlund deve poter tirare il fiato, altrimenti perdiamo anche lui, perché quello è il prossimo soldato che dobbiamo salvare dopo McTominay e Højlund, che si sta facendo un cuore gigante per rincorrere tutti gli avversari e cercare di essere anche lucido, ma azioni ne ha pochissime. L'idea, se non ti fidi di Lucca e se non ti fidi di Ambrosino, l'altra idea è Neres falso 9. Quindi la devi tenere là come possibilità quando arriverà l'infortunio di Højlund, che è dietro l'angolo, perché a questo punto è una questione proprio di tempo, non è più una questione di caso o di sfortuna, così, è una questione di tempo. O diventano dei supereroi, proprio con un DNA mutato che riescono a resistere a questi ritmi per tutte queste partite consecutive, oppure è solo una questione di tempo. Vedo bene Elmast al posto di Lang, vedrei bene Vergara che non gioca mai. Ecco, Vergara, che io avrei voluto vedere a centrocampo per una questione di esigenza, Vergara al posto di Neres secondo me è perfetto. Se tu non vedi Politano ci puoi vedere Vergara, se non vuoi cambiare modulo, se non vuoi tornare al 4-3. Difficile tornare al 4-3 oggi perché non avevi centrocampisti, ma adesso che ritorna Lobotka puoi ragionarci sulla possibilità di andare a 3. Ovviamente non puoi fare tutte e 2 le cose insieme, perché se Elmas lo devi usare nei centrocampisti, lo devi usare nei centrocampisti. Però Vergara, secondo me, può stare nella zona di Neres, perché c'ha il sinistro caldo ed è un giocatore che si butta su tutti i palloni, se non vuoi mettere Politano lì. Sono spunti interessanti.
Sono arrivate le parole di Conte. Ok, grazie Fabio. Allora mi sposto anche perché siamo ai 25 minuti di live. Ragazzi, non so quanti like ci sono, siamo di meno perché l'orario non è il solito. Ma ho fatto il sondaggio, non mi ha risposto nessuno alla mia domanda, mi ha risposto solo Francesco Perrone, mi ha detto falla alle 12 e alle 12 mie e l'abbiamo fatta alle 12. Ma voi non fatemi mancare i like perché è l'unica cosa che potete fare. Allora, se mi sposto Ambrabam e vocali, c'è un vocale che era, penso, fine primo tempo. Sosa sta facendo talmente schifo da far sembrare Marelli un commentatore imparziale. Detto tutto. Si va a vorrei farlo un po' leggero. Il fallo leggero immagino si riferisca a Robotka. Comunque, scorro e poi recupero tutti questi vocali per arrivare al vocalone che immagino sarà più in là su Fabio Versatile, di Fabio Versatile. Eccolo qua il vocalone. Ascoltiamo insieme perché voglio è importantissimo. Io penso che il primo tempo sia stato comunque un primo tempo in cui abbiamo l'Udinese non ci ha mai tirato in porta, quindi noi abbiamo creato un paio di situazioni dove potevamo sfruttarle un po' meglio e invece il secondo tempo è iniziato con questo fallo laterale lungo, una palla lunga in aria dove comunque siamo andati in affanno perché sono state dei rinvii molto approssimativi e abbiamo rischiato di subire il gol. Da lì in avanti c'è stato un po' Scusate, non ho capito, il fallo laterale lungo che significa? un paio di situazioni dove potevamo sfruttarle un po' meglio e invece il secondo tempo è iniziato con questo fallo laterale lungo, una palla lunga in aria dove comunque siamo andati in affanno perché sono state dei rinvii molto approssimativi e abbiamo rischiato di subire il gol. Da lì in avanti c'è stato un po' di timore, ecco, lo vedevi perché comunque nei primi 20 minuti del secondo tempo alla fine sono stati annullati 2 gol, hanno preso una traversa e noi eravamo un pochettino troppo preoccupati e timorosi, no? Sicuramente dovremmo lavorare tanto da questo punto di vista perché io lo dico sempre ai ragazzi, dobbiamo essere bravi non solo nei momenti positivi ma soprattutto nei momenti negativi, quando in campo. Voglio mantenere una mentalità aperta perché oramai purtroppo mi sono fatto un'idea e potrebbe anche essere un'idea sbagliata, cioè quella della fatica, dell'affaticamento, del fatto di non riuscire poi ad affrontarli sti duelli in questa maniera. Se Conte parla di essere timorosi, non lo so, potrebbe anche essere vero, cioè, ho capito, voglio mantenere un open mind, potrebbe anche essere vero, ma se tu arrivi a essere timoroso quando invece poi hai affrontato molto bene l'Atalanta, la Juventus, la Roma, cioè, improvvisamente sei timoroso dell'Udinese, mi sembrerebbe un po' strano, potrebbe solo essere una conseguenza di una consapevolezza. Dice io oggi fisicamente non ce la faccio, non ce l'ho, non ho quelle energie, oppure la consapevolezza che il tuo compagno che di solito ti toglie le castagne dal fuoco non ne ha più e allora lì ti può venire anche un po' di timore, può essere una conseguenza. Ti devi prendere un attimo un respiro, usare un po' di esperienza, un po' di mestiere, gestire situazioni che sicuramente le dobbiamo migliorare. Tommaso. Fabio Bazzani. Sì, ciao mister, buonasera, ciao. Sì, ciao. Ti chiedevo proprio questo, le ultime cose che hai toccato, perché intanto questa partita va contestualizzata nel vostro percorso che vi giocare tanto con rotazioni limitate, scelte obbligate, quindi è chiaro che questo vi porta ad avere un po' meno energia dentro il campo, è sotto gli occhi di tutti, ma appunto questo, dove pensa andare a lavorare nel gestire questi momenti di difficoltà che la partita vi porta e dove la squadra magari, anche per le assenze così, sembra perdere qualche riferimento, qualche certezza, detto che poi avete perso per un Eurogol, perché poi di questo si tratta e alla fine col carattere, con l'orgoglio avete la palla clamorosa con Oilund. Ecco, però mi interessava dall'alto della tua esperienza. Vedi com'è? C'è amicizia, c'è rispetto, vedi Ambrosini, un Garcia non sarebbe stato accolto così, alla fine l'hai persa solo per un Eurogol, con l'orgoglio la stavi quasi pareggiando
l'importanza anche di avere poi l'allenatore credibile che ha un certo curriculum in Italia. Nel tuo essere un vincente, che tasti vai a toccare per gestire questi tuo momenti che essere un potrete vincente. trovare? Perché giocherete tanto, vi allenerete poco. Ma sai, Fabio, hai fatto comunque un'analisi abbastanza precisa. Noi, ma l'ho detto anche ai ragazzi, dobbiamo essere bravi nella gestione di questi momenti, perché questi momenti li gestiscono loro, Bazzani. li devono gestire loro in campo, quindi con un po' di esperienza, un po' di malizia. La stessa voce da Brosì, vabbè, comunque non cambia il concetto, è rispettato da colleghi o ex colleghi. C'è un po' di perdita di tempo anche, cioè, Colleghi giocatori. e dopodiché non perdere il coraggio, non farsi sopraffare un po' dal timore di poter concedere il gol, perché poi alla fine il gol, se l'atteggiamento è questo, alla fine te lo chiami, e noi ce lo siamo chiamato e c'è da lavorare sotto questo aspetto. Noi siamo, cioè io non ho niente da rimproverare a questi ragazzi che nell'emergenza, nella difficoltà stanno comunque dando tutto. È inevitabile che se vado ad analizzare alcune situazioni vedo che soprattutto in trasferta dobbiamo essere bravi di più a gestirla, a parlarci un po' di più, a tirare fuori proprio un po' di carattere, no? Nel gestire queste situazioni, perché lì subentra poi, al di là del calciatore, proprio la persona, no? La persona che deve farsi sentire, ecco perché però forse è l'aspetto un po' più difficile su cui lavorare, perché puoi lavorare da un punto di vista tecnico, tattico, a livello di pressione. Sai, da questo punto di vista a livello psicologico cerchi di lavorarci, di trovare la via giusta, però tante volte sai, ci sono dei calciatori che hanno un carisma, personalità, li vedi che si sentono in campo, e noi da questo punto di vista secondo me dobbiamo crescere, possiamo crescere, perché ci sono tanti ragazzi, sono degli ottimi ragazzi, mi piacerebbe aiutarli anche a crescere da questo punto di vista. Non mi fa impazzire questo discorso sul carisma. Mi spiegherebbe il perché il non utilizzo di Vergara, nel senso che individui in McTominay e anche in Elmas, che poi alla fine è un giocatore internazionale che gioca nella sua nazionale, avere più, al di là di quelle che sono le forze fisiche o le qualità tecniche, avere più impatto anche sulla partita e sui compagni. Quindi forse è questo che lo porta poi a non utilizzare Vergara. Dice: Vergara ha poca esperienza, quindi che mi può dare sotto questo punto di vista? Sto cercando in tutti i modi di entrare in sintonia mentale, perché ci siamo divisi con queste due partite. Cioè, Conte ha preso una strada e io sto su un'altra, e non voglio che questo mio pensiero influenzi poi il giudizio della partita. Voglio ascoltare, voglio essere aperto, voglio ascoltare anche se avete voi delle letture diverse. Antes mi diceva il vocale è per gli amici bellini che stanno sul gruppo Telegram, amico mio. Se no, immagina 300-400 persone che fanno i vocali, non ne usciamo più. Non stiamo valutando il fatto che i nostri avversari hanno dello spazio nella nostra area di rigore e che i nostri attaccanti assolutamente non hanno. E te lo devi creare lo spazio. L'Udinese non ti posso nemmeno dire l'Udinese giocava di contropiede, perché a un certo punto nel secondo tempo hanno avuto un buon non un possesso palla, ma hanno avuto un attack momentum importante, che sicuramente posso andare a vedere. Nel finale che il Napoli si è svegliato, ma l'Udinese per buona parte della gara ha avuto dei picchi dove portava palla in avanti e non solo di rimessa. Lo spazio te lo trovi e non c'è dubbio. Quindi, perché ne gioverebbe sicuramente tutta la squadra. Mister, velocemente nel salutare le chiedo se è preoccupato un po' della coperta corta, che ormai va avanti da diverso tempo. È vero che oggi ad esempio è entrato la Botka, però lì in mezzo al campo siete sempre un po' corti, e poi non siamo abituati a vedere un Napoli che perde così tante partite, o meglio le sue squadre che perdono così tante partite, già 7 in stagione. Anche da questo punto di vista un campanello d'allarme, non so se l'ha sentito. Ma sai, il campanello d'allarme io
l'ho dato anche quando abbiamo vinto, perché comunque sono situazioni queste qua che alla lunga Campanello da c'è poco da dire, ecco. Poi inizio anno comunque quando fai tante competizioni ti preoccupi di fare una rosa all'altezza. Se poi per motivi esterni questa rosa viene comunque ridotta, puoi tenere botta, però alla fine qualcosa devi pagare, altrimenti saremmo dei fenomeni tutti quanti, i ragazzi, io, qualcosa tu la devi pagare, ma proprio in virtù di questo noi dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, grande unione, grande compattezza, non dobbiamo perdere entusiasmo, non dobbiamo perdere la motivazione, comunque queste non ci devono mancare, perché comunque per noi quest'annata sarà un'annata comunque non semplice, ecco, non semplice, però il non semplice, il fatto che lui ci aveva, tra virgolette, avvertito, guardate, comunque siamo in grande emergenza anche durante le vittorie, è vero, e lo abbiamo sottolineato più volte. Vedendola, prendo anche questo messaggio di Maurizio, sono dispiaciuto ma contento perché la stagione non è chiusa e possiamo fare ancora su tutti, possiamo fare ancora molto su tutti i fronti. È dispiaciuto per l'occasione perduta. Quante volte il Milan scivolerà? Esatto, al di là del Milan, che poi vediamo anche tra Milan e Inter, qualcuno scriveva che l'Inter stava dominando, ha segnato Bissek al sesto, non l'avevo letto, sicuramente ve l'avete scritto. Ho provato a distruggerlo in un fantacalcio, ma mi fa gol. Comunque, crescere è l'unica cosa che conta. Esatto, nel senso che l'occasione persa sì, ce ne saranno altre sicuramente, perché nessuna squadra ha dimostrato di essere schiacciasassi. Se fai il conto delle sconfitte, anche quelle dell'Inter sono tante. Il problema è un pochino più profondo, perché a me la classifica di oggi mi sta anche bene vista l'emergenza. E il fatto che tu ne hai vinte tante consecutive, anche scontri diretti, e adesso scivoli con una piccola, fa male, ma ci sta. Avresti potuto perdere con la Juve, avresti potuto perdere con altre e vincere con l'Udinese, ci sta nel giro. Il problema è più il come arriva la sconfitta, con una sensazione quasi di una partita scritta. È questo che mi dà un pochino più fastidio, cioè la convinzione, sono terrorizzato prima della partita, un po' la testa altrove, non so, la testa altrove, perché poi se Conte snobba la Champions per fare sempre bene in campionato, oggi abbiamo visto che lui utilizza gli stessi titolari sia in Champions che in campionato e il risultato non cambia. Quindi non è una questione di non la voglio vincere, non la voglio affrontare l'altra competizione, è una questione di non riuscirci. Quindi è più una questione di come le affronti le cose. Finiamo le parole di Conte. L'importante è aver voglia di sempre, di essere uniti, compatti e affrontare le difficoltà cercando di migliorare. Poi 2-0! Alcune cose sono oggettive e sono sotto gli occhi di tutti, però io non voglio rimarcare o dire alcune situazioni. Noi dobbiamo andare avanti il nostro lavoro sapendo che anche tutto l'ambiente deve stare vicino a questa squadra, perché comunque sarà un'annata non semplicissima, ecco, per noi, però lo sappiamo tutti, abbiamo voglia di lavorare, abbiamo voglia comunque di combattere, sapendo che abbiamo perso 7 partite in trasferta, abbiamo perso, c'è poco da dire, significa che comunque qualcosina in trasferta dobbiamo, cioè queste situazioni, capisci, questi 20 minuti che abbiamo concesso all'Udinese oggi, o comunque anche l'ultima partita, no? con il Benfica, dobbiamo essere bravi a gestire meglio queste situazioni dove, cioè, la partita, sono tante partite in una, e noi quando la partita va dalla parte, il vento va dalla parte contraria, dobbiamo migliorare, perché dobbiamo saper anche viaggiare col vento contro.
Viaggiare col vento contro è un po' quello che forse vi stavo dicendo prima, cioè se tu non la riesci a fare la tua solita partita perché, oddio, il mio pensiero è sempre quella questione dell'energia e della forza di poter farne un'altra, a quel livello, se non la riesci a fare in quel modo devi gestirla in un altro modo. Se Conte invece si soffermerà, e questo è un'altra cosa che non sappiamo, Conte ha sempre dimostrato di essere abbastanza sincero, quindi se lui vede questa sconfitta come un problema di timore, lui lavorerà su quello e non lavorerà su altro, a meno che non stia bluffando. Però Conte è uno di quelli che secondo me bluffa poco, l'abbiamo visto parlare in maniera abbastanza chiara negli anni, insomma, se se la deve prendere con i calciatori se la prende, non guarda in faccia a nessuno. Oggi non gli sta dando addosso, continua a ringraziarli, però aggiunge un pochino questo discorso di alla fine non siamo fenomeni né i giocatori né io, ci si mette dentro proprio per non rincarare la dose, anche perché a questi ragazzi veramente si può dire poco, si può parlare durante la partita dell'errore tecnico, del passaggio sbagliato, della lettura sbagliata, l'anticipo che non fai o la marcatura morbida. È chiaro, stiamo guardando la partita, è chiaro che guardiamo il gesto tecnico. Però nello specifico, visto lo sforzo che stiamo facendo, diventa complicato per me prendermela con i ragazzi in questo frangente. Che comunque la prossima in casa e in casa della Cremonese rischiamo di andare fuori dalla sola non arriviamo già là. Io veramente a questo punto chiedo con tutta la forza del mondo di non dare un altro piacere al Milan e di fare veramente il possibile. In questo caso c'è di mezzo una coppa e alzare una coppa deve far piacere a tutti e non c'è la possibilità di pensare alla prossima. Se oggi il retropensiero ci poteva essere, dobbiamo fare un altro viaggione, dobbiamo affrontare il Milan, poi eventualmente o il Bologna o l'Inter per giocarsi, il retropensiero ci poteva stare, come ci poteva stare, però durante la Supercoppa non ci potrà essere questo retropensiero, quindi ci si sforzerà tantissimo, quindi dobbiamo sperare in un risultato positivo perché altrimenti verrebbero meno proprio i muscoli, perché ci si farà un ulteriore sforzo, si andrà con la migliore formazione possibile ancora una volta e dobbiamo stare lì con Rosario, dobbiamo stare lì proprio a pregare che non si facciano male, sperare che siano tutti integri e che facendo uno sforzo si possa approfittare del Milan e dell'altra partita. È difficilissimo, è veramente difficilissimo. Politano che non vuole vedere Neres sta diventando un problema. Aspetta, spiegami che cosa intendi. Non vuole vedere Neres nel senso che non si passano il pallone, questo intendi? Oppure che è successo qualcosa che non ho visto? Fammi capire, perché può essere una questione di intesa, può essere una questione assolutamente di Politano che sente di aver perso il posto. Non lo escludo assolutamente. Quindi dammi altri spunti, nel frattempo io vado a recuperare i vocali dall'inizio. E ce ne sono parecchi e cerchiamo di tenere un buon ritmo partendo da Massi. Ciao Valerio, ciao a tutti. Sarò critico ma non voglio esserlo in maniera prevenuta, infatti non parlerò di Politano dei cambi secondo me che potevano essere fatti in maniera un po' più ragionata, ma perché noi dobbiamo vivere da quando c'è Conte in panchina questa costante situazione in cui abbiamo un calciatore in forma? Faccio la premessa, perché non ci avrebbe fatto vincere la partita, ma abbiamo un calciatore in forma e soprattutto coincide con la sua controparte che non è in forma, che meriterebbe assolutamente di riposare, sono d'accordo. E non lo possiamo mai vedere, non possiamo mai vedere sfruttato. Questo gioco succedeva prima l'anno scorso con Neres. Perché dobbiamo vivere costantemente questa situazione qua? Perché se avere Conte in panchina ti fa pagare un prezzo che può essere quella probabilmente che si può definire la peggior stagione, la peggior annata in Champions del Napoli, dell'era di Laurentiis, in campionato mi aspetto altro. E io voglio anche capire la preparazione atletica di Conte, se lo scotto da pagare sono gli infortuni. Ti fermo un attimo giusto per non perdere questo spunto. Non mi fa impazzire quando poi diranno la peggiore prestazione in Champions dell'era De Laurentiis, perché è un'altra Champions, è un altro formato, sono più partite, le affronti in maniera diversa, non le posso paragonare. Questa è la peggiore nuova Champions che potesse fare il Napoli e non sono sicuramente soddisfatto, lo sapete, di come sta andando in Champions. Perché col PSV male, con l'Eintracht male, cioè potevi fare sicuramente di più.
Però non mi va di paragonarle con le altre Champions, perché negli altri gironi era tutta un'altra questione, andata e ritorno, non mi fa impazzire. Fortuni dovuti a, non lo so, lo sforzo fisico, agli allenamenti. Cioè io, da che ho memoria, da che inizia il campionato, siamo in queste condizioni qua, con degli sprazzi di partita ogni tanto dove siamo in forma, ma questa è la nostra condizione, e lo è da sempre. Cioè io mi chiedo in che direzione stiamo andando, dove vogliamo arrivare, perché io non sto capendo veramente qual è il disegno più grande, quello che è proprio il futuro del Napoli, di come gestirà proprio tutta la situazione. Io non voglio criticare e basta, io voglio capire. Ciao Vale, ciao amici bellini. Ci sta tutta, Massi, non ti posso dire niente, anche io voglio capire, e lo ascolteremo con attenzione. Purtroppo io vorrei ascoltarlo anche di più, perché ascoltare un Conte a fine partita a caldo dopo una sconfitta mi vale poco, per capire quello che sono il suo stato. Il suo stato d'animo lo conosco, è quello che lui intende migliorare, lì lo capisco poco. Proprio per questo, Fabio, partite secche, non andate e ritorno, cioè è tutta una questione completamente diversa, non si possono, non si potrebbe, non si dovrebbero paragonare le due cose, comunque. Ciao Vale, ciao amici bellini. Vale, secondo me è il discorso della lampadina, spenta col Benfica, e mo speriamo che troviamo l'interruttore. Ciao ciao. Ciao Vale, ciao amici bellini. Sì, Raffa, poi il perché la lampadina è spenta è da capire, se è una questione fisica, mentale o se c'è l'altro. Ciao Valerio, ciao a tutti gli amici bellini. Che dire, questo non è altro che il prosieguo della partita col Benfica. Io non riesco a capire come la gestione di Conte della squadra. Fino all'altra partita di campionato ringraziava tutti per la disponibilità, eppure poi mette sempre lo stesso 11 in campo. Non capisco perché non partire con delle alternative dopo 4 partite giocate con gli stessi 11. Cioè, visto l'11 titolare così poco incisivo, perché non partire già con un Politano, con un Juan Jesus, con un Vergara, non dico anche Lucca, ma quantomeno 3-4 giocatori che, vista la situazione dell'11 titolare, non credo potessero fare così peggio, e tenerti qualcuno, un Neres magari, ecco, nel secondo tempo, che entrava qualora la partita non si fosse sbloccata o eri in svantaggio. Non riesco a concepire questa cosa. Conte deve iniziare a gestire bene la rosa, perché questa è. Sono d'accordo, come sai, perché ho cominciato la live proprio così, anzi ho fatto 2 video prima della partita proprio in questi termini. L'unico dubbio è su Juan Jesus, perché Sky ci ha detto tutto e il contrario di tutto. Prima ci ha detto che ha avuto una botta a polpaccio, poi ci ha detto no, gioca lui al posto di Buongiorno, poi ha giocato Buongiorno lo stesso. Quindi non sappiamo se Juan Jesus era in grado di giocare oppure no. Sappiamo, per quello che abbiamo visto, Buongiorno in Coppa, che non sta alla grande Buongiorno, e che sta accusando un momento di flessione, che sia fisiologico, che sia logico, che sia casuale, questo non lo so, ma il momento di flessione ci sta e si poteva chiamare un cambio. Se non è Juan Jesus, potevi pensare Olivera, braccetto subito al posto di Buongiorno, visto che stai utilizzando Spinazzola titolare. Col seno di poi abbiamo tante possibilità di mettere la nostra formazione ideale, e sono d'accordo, nel senso che non me la sento di dire fai un turnover pesantissimo, metti anche Marianucci, metti Ferrante, perché sarebbe un illogico anche quello, ma un pochino più di equilibrio, con un paio di pedine, anche per avere qualche cambio migliorativo, perché i cambi a tutti gli effetti non sono stati migliorativi, sono stati semplicemente di spostare Di Lorenzo più dietro, Politano in avanti, e finora non ha avuto un impatto Politano da subentrante che tu dici questo è un cambio migliorativo. Quindi sono d'accordo. Ciao Vale, secondo me le ultime 2 sconfitte del Napoli sono state causate anche da un errore di valutazione di Antonio Conte. Se sai che questa squadra non ha più energia in questo momento, dovresti far ruotare gli uomini anche a discapito di togliere gente come McTominay, che oggi, cioè, si è anche accasciato a terra, non so in che condizioni stia giocando, bisogna dirlo. Andrebbe chiesto ad una persona che ne capisce, ad un professionista, se può continuare a giocare, perché cioè, a me sembra anche strano che lo continui a far giocare sul dolore. Verso l'83esimo, spunto tattico, c'è Di Lorenzo che batte una rimessa laterale nella metà campo avversaria, e noi non abbiamo un uomo che sappia battere una rimessa lunga. Ormai il calcio, cioè, specialmente nell'ultimo anno, si sta vedendo sempre di più le rimesse lunghe nella metà campo avversaria, quasi come se fosse un calcio d'angolo. Noi non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, che sia Di Lorenzo, che sia Spinazzola, che sia Gutierrez. Ti prendo lo spunto, il Parma addirittura utilizza un centrale per fare la rimessa, perché è il migliore che fa la rimessa, e addirittura si prendono il rischio di buttare un centrale sulla fascia per fare la rimessa. Il gol del Benfica viene da una rimessa, loro buttano tutti in avanti perché la rimessa di Dal è una palla lunghissima al centro. Non abbiamo questa specialità, hai ragione.
Io poi dicevo sempre questa cosa, alcuni di voi se la ricordano, devi anche avere gente che se la viene a prendere la palla sul petto e la smista subito. Uno che lo faceva molto bene era Zielinski, su tutte le rimesse si faceva vedere e avevi una soluzione. Ho visto spesso che i giocatori del Napoli non si fanno vedere, preferiscono non averla quella rimessa addosso, perché poi se la perdono è palla persa tua. E c'è sempre questa situazione che quando è rimessa per te sembra quasi non un vantaggio, ma che stai per ridare la palla agli avversari. Spunto interessante. Te giustamente preoccupato per questa partita, la Supercoppa italiana, anche non so, cioè, a me fa paura il Napoli sotto aspetto delle energie. Io credo che Conte sia consapevole che tra qualche giorno ci giocheremo, forse l'unico trofeo che potremo vincere questa stagione, perché a causa di tutti questi infortuni perde energie, quindi sa che sulla lunga questa stagione, cioè, sarà difficile lottare per il campionato o quantomeno vincerlo. Ci Ciao sta, Ale, ciao amici. ci sta tutto il tuo discorso, France. Per quanto riguarda quello che mi dici, perché far continuare a giocare, si vede, McTominay, eccetera, eccetera, è mulo, non posso dirti altro. Ho la quasi certezza che i dati, perché noi lo guardiamo e abbiamo l'impressione di capirlo semplicemente guardandolo in partita. Io non credo che... Però veramente dobbiamo andarcene per un'idea che McTominay in allenamento invece è freschissimo, si scarta mezza squadra e Conte dice ma sta bene. Io credo che sia stato segnalato e che, a prescindere dal suo momento di forma o il fatto che stia giocando sul dolore, tutte ipotesi che possiamo fare, legittime, perché si vede, credo che Conte non voglia ascoltare nemmeno i consigli dei medici. Me ne vado per un'idea, per un'intuizione. Non lo so, non lo posso sapere, non lo posso dire, non posso mettere bocca su cose che non si vedono e che non ci dicono. Però è l'evidenza delle cose. Vediamo McTominay distrutto da 3 partite perlomeno e continua a giocare sempre titolare. Di conseguenza questa è la sua scelta, a prescindere da quello che gli dica lo staff medico, i preparatori, se li coinvolge in questa scelta, Stellini, Oriali. Credo che Conte faccia di testa sua. Evidentemente gli è andata bene per la maggior parte della sua carriera, perché è evidente che Conte ha vinto tanto e forse lui crede, ascoltate me, fidatevi di me che io so quello che faccio. Può esserci un po' di presunzione, può essere la convinzione di avere l'idea giusta. Certo che bisogna confrontarsi con il calcio che diventa sempre più taxing, come cazzo si dice? Il calcio è taxing. Valentina, dimmelo tu perché non ti faccio parlare. Ciao Vale, ciao amici. Io voglio fare un discorso, diciamo, generico, nel senso che secondo me non è il caso di fare drammi da un lato, perché per me non è una questione di uomini, perché questa squadra in teoria, cioè, con questi uomini abbiamo fatto 12 partite tra Atalanta, Roma, Karabakh, Juventus, quindi secondo me non è un problema di qualità degli uomini. Il problema è che ovviamente, essendo solo questi, è fisiologico che ci sia un calo fisico. Oggi per me la partita è stata sia più brutta di Bologna, ma anche più brutta del Benfica, sinceramente, perché purtroppo è una serie di eventi a cascata, perché tu quando sei così a terra fisicamente non riesci ad essere lucido nelle scelte, non riesci a metterci quell'energia in più che ti serve sui contrasti, non riesci ad arrivare sulle seconde palle, quando ti capitano delle occasioni, perché nel primo tempo qualcosina abbiamo provato a creare, ma molto molto poco, non riesci a fare la scelta giusta quando sei così stanco, e credo sia una stanchezza sia fisica che mentale, anche dopo, diciamo, lo sforzo fatto in quelle partite, che probabilmente, essendo di cartello, ce l'hai messo quel quid in più per provare a vincerle, magari con altre squadre, diciamo, di medio bassa classifica l'hai un po' staccata la spina. E vabbè, diciamo che il recupero di Lobo e Gutierrez almeno ti danno possibilità di far respirare un pochino qualcuno, e poi onestamente vabbè, non mi voglio accanire sui singoli, però Politano anche oggi non benissimo, e Di Lorenzo Braccetto per cortesia mai più, dai. Sono d'accordissimo, però anche tu sai benissimo. Aspetta, la chiosa. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, fosse stato dato quel primo giallo non possiamo sapere se Zaniolo avrebbe finito la partita, però vabbè, noi ci teniamo tutto, perché onestamente l'Udinese ne meritava almeno 3, che hanno fatto secondo me una partita, un secondo tempo straordinario. Esatto. Lo sai anche tu, no? Che adesso che è tornato Lobo, gioca Lobo e McTominay, se si siede Elmas, se continuiamo a 2. Io voglio essere smentito, ma ve lo do, voglio diventare virale dicendo una stronzata che poi viene smentita. Il centrocampo della Supercoppa è Lobotka e McTominay.
punto. Cioè, non ho alcun dubbio su questo, a meno che McTominay non viene proprio e dice: mister, guarda, la gamba è staccata, non posso nemmeno camminare, mi servono le stampelle. È l'unico modo. Tassante, sì, capite cosa significa? Dispendioso, faticante, cioè nel senso esatto, che devi pagare una tassa, nel senso che paghi lo sforzo. Non lo riesco a spiegare in un altro modo. Comunque sì, mi avete capito. E continuiamo. Wagyu, vi state allargando tantissimo con i vocali. Siamo arrivati a 1,5 di media. Deve essere 1 minuto, vi prego, se no Valerio, buonasera. siamo Sono lunghi. incazzato nero, come lo so. immagino tutti quanti. Senti, io ti devo chiedere un favore, solo tu lo puoi fare. Io conto sulla tua intelligenza e anche sul tuo approccio matematico ai problemi del Napoli, che adoro. Da matematico, io stesso adoro. Qui tutti continuano a dire: se ha 4 sconfitte, se ha 5 sconfitte, lo scudetto è compromesso, non lo puoi più vincere. Nessuno riesce a capire che il numero di sconfitte ad oggi non ha senso se non va contestualizzato. Ok. Se tu avessi fatto 4-5 sconfitte nel girone di andata e una squadra avesse avuto invece un andamento più lineare, e allora oggi saresti a -8, -9, -10 dal primo posto, sarei d'accordo. Sì, Chiaro. è vero, lo scudetto è compromesso, ma non in questo caso, perché nonostante il Napoli di oggi sappiamo tutti che non riuscirebbe nemmeno ad andare in Champions League, tolto questo, il Napoli ad oggi, se tutto va male, è a -2 dal primo posto, quindi a prescindere dal numero delle sconfitte non è compromesso nulla. Allora io non capisco quando alcune persone che conosco, non tanto in questo gruppo, non mi pare di averne viste, ma tanto mi stanno dicendo: sì, ma ormai è tutto compromesso perché mi hai perso lo stesso numero che hai perso l'anno scorso. Non c'entra nulla, vanno contestualizzati i numeri. Puoi fare un po' di chiarezza su questa cosa, magari ho torto io, però ho talmente la convinzione che logicamente sia così, che a quel punto vorrei capire anche la tua tesi se non fosse così. Guarda, Ragazzi, siamo disperati stasera. Ciao Vale. No, è molto interessante. Questa è una cosa su cui possiamo coinvolgere Guido, perché Guido ha una memoria storica e ha seguito i numeri di tutti i campionati da tempo immemore. Io mi posso rifare a quello che è l'ultimo periodo. E insomma, di solito, una volta superato un certo numero di sconfitte, è difficile, è semplicemente difficile mantenere poi, perché la stagione si incanala in un certo modo e tu dici: se una squadra che è stata capace di fare queste sconfitte può cambiare rotta e diventare una squadra imbattibile, l'abbiamo visto con l'Inter. Noi possiamo prendere l'esempio dell'Inter, no? Che ha 4 sconfitte come noi e ne hanno pareggiata 0. Loro non ne hanno pareggiata neanche una. Noi la differenza abbiamo in questo momento quel pareggio col Como, se vogliamo. L'Inter anche ne ha perse 4. È plausibile pensare che nel girone di ritorno ne possa perdere 2 o 3 come minimo e che non possa fare filotto incredibile vincendole tutte e pareggiandone un paio. È una situazione di plausibilità, di statistica, di possibilità. Il Milan in questo momento, se vogliamo ragionare sulle sconfitte, ne ha persa solo una e pesano questi 5 pareggi che però in qualche modo muovono la loro classifica e quindi sono là. Hai ragione, secondo me, a livello proprio teorico non ce n'è una che ti sta scappando, bisogna vedere se il trend continua. Quello che è sicuro è che la media per arrivare a vincere lo scudetto sarà bassa anche quest'anno, come lo è stato l'anno scorso, e siamo arrivati all'ultima curva. Se la soglia scudetto è così bassa, diventa un po' più complicato affrontarla, anche perché l'anno scorso tu sei arrivato anche con il fiato corto e avevi una competizione, e ce lo dobbiamo ricordare che siamo arrivati alla fine un po' in affanno, le ultime partite, il Parma, le cose. Arriverai probabilmente più in affanno ancora alla fine di questa stagione qua, e molto verrà deciso da episodi, da centimetri, da situazioni. E quindi squadre un po' più abituate a fare questo storicamente a livello di società e a livello insomma di proprio anche di considerazione nella Serie A, di solito potrebbero avere la meglio. L'anno scorso non è stato così e abbiamo esultato. Quest'anno vediamo, non diamo niente per scontato, ma devo ascoltare anche sul Giuliano vocal message. C'era anche un'altra cosa che mi pare che era arrivata. Claudia, che ringrazio. Sbaglio se dico che sono 2 anni che non vedo bel gioco, si vince, ma per cose diverse dal gioco, dal bel gioco. Cara Claudia, il bel gioco è negli occhi di chi lo guarda. Ognuno può amare un gioco, magari tu sei più affezionata intendi il bel gioco, tanti passaggi di fila,
che ti portano a segnare, o il dominio della palla, cosa che il Napoli stava cominciando a fare e poi ci abbiamo dovuto rinunciare. Il bel gioco per me è anche un tiro dalla distanza da centrocampo, che tu scocchi il tiro, il gol di Ekkelenkamp oggi è bel gioco quello? No, è una la palla gli arriva e scocca un tiro, quello è bel gioco. Se tu lanci il pallone in avanti e li aggredisci tutti, è bel gioco, recupera palla in avanti e segni approfittando con un calcio più verticale. Può piacere o no, ma è un gioco efficace. Mi sono staccato dal discorso esiste un bel gioco ed esiste un brutto gioco, perché quando vedo uno 0-0 del Napoli o anche di altre grandi squadre che mi interessa guardare, quando vedo uno 0-0 che ha un senso tattico, per me diventa bello il gioco, anche se non è piacevole da vedere, non è estetico, non è esaltante. Quindi non ti posso aiutare su questo, perché io vedo altre cose che comunque mi danno soddisfazione. Marianucci, Politano, Juan, Vergara si possono mettere, sono così scarsi o pavidi che si perde con tutto e qui si fa o 0 o 100, non capisco, così Conte non farà mai il salto europeo. Il discorso sul calcio europeo o sul salto europeo, nel senso, lo accetto se parlate della gestione del doppio impegno, non su come si deve giocare in Europa, perché per me quello non ha alcun senso. Continuiamo con i vocali, così arriviamo anche a quello di Giuliano. Questo qua era quello di Nando. Buonasera a tutti ragazzi. 1,44 state aumentando sempre di più, ragazzi, vi dovete gestire. 1,44. C'è onestamente ben poco da dire, perché la prestazione è stata nulla, zero di importa, partiamo da questo dato. Nonostante la stanchezza, nonostante tutto, non siamo veramente mai stati pericolosi, a parte i primi 10 minuti l'occasione con Spinazzola, dove il suo assist è stato tagliato fuori da un intervento, non ricordo di chi. Ci hanno mangiato a centrocampo, io non capisco perché Vergara non potesse partire titolare almeno una partita. Già con la Juventus si ipotizzava potesse partire dal primo, dopo che non lo metti e restringe i denti a Scott, sia con la Juventus sia col Benfica, oggi secondo me potevi mettere proprio Vergara in quella zona. Magari non sarebbe cambiato nulla, magari perdi 3-0, però il gol dell'1-0 alla fine dopo 2 gol annullati arriva comunque pure dopo un'ennesima spizzata di Scott sbagliata. Non voglio mettere di croce addosso, non è colpa di Scott che abbiamo preso gol, però andiamo a vedere gli elementi, le azioni, ci sono troppi di loro che sono a terra e giustamente non abbiamo neanche i ricambi, cioè, sottolineiamolo. Detto questo, complimenti all'Udinese che ha fatto la propria partita, bravo Ekkelenkamp che contro di noi puntualmente fa un Eurogol, sembra Saxen, che è un altro che ci riempie di Eurogol ogni volta che ci vede. Speriamo bene per la Supercoppa, non ho sensazioni positive, forza Napoli sempre. Non devo aggiungere niente a tutto questo. Che monnezza, male. Ma la vedo male la partita, ma anche le prossime, perché siamo una squadra a pezzi, siamo distrutti fisicamente, non ci siamo più, non reggiamo. Perché l'Udinese ha fatto quello, l'ha messa dal punto di vista fisico e chiaramente sul lungo hanno avuto la meglio. Perché noi appunto non ci siamo più, i giocatori sono stanchi. E l'unico che ci può colpare in questo caso è la gestione di Conte, ragazzi. Io sono d'accordo, le opzioni sono limitate, le opzioni non lo convincono, ma a un certo punto bisogna anche, come si dice, calarsi le corna e ti fai piacere quello che c'hai. Anche perché appunto se poi non devi giocare, perché letteralmente i giocatori non ti tengono in piedi, cioè, non lo so che ci hai guadagnato dalla cosa. Quindi, speriamo, ragazzi, dobbiamo veramente appellarci a qualche santo. E arrivare a gennaio con la possibilità di fare mercato, che non è neanche detto, e insomma ridare un po' di linfa vitale a questa squadra che veramente non è più. Il problema di gennaio è un problema reale, insomma, ascoltando Bellinazzo da tutte le parti, lo ha ripetuto, lo ha ribadito: o fai un'immissione di denaro De Laurentiis, quindi riportandoci oltre, come se dovessi aumentare il fatturato della squadra mettendoci tu dei soldi in maniera chiara. Il Napoli ha della liquidità, però dovrebbe prendere la liquidità del Napoli, si dovrebbe autopagare e poi rimettersi. Non lo so se tecnicamente è possibile farlo, ma una soluzione è quella, altrimenti sono solo prestiti, altrimenti devi vendere per comprare e dobbiamo anche ragionare sulle liste, perché non solo tu devi avere la libertà di farlo, ma devi anche poi trovare dove metterli nelle liste, quindi non è assolutamente facile la situazione a gennaio. Allora, una partita giocata abbastanza male. Il discorso dei giocatori è chiaro, sono molto indietro con la preparazione, forma atletica zero, però io direi che c'è ancora tempo per rimettere le cose a posto. Stasera è una partita molto difficile per noi, siamo molto corti e non voglio dare alibi a nessuno, perché comunque all'ultimo la volevamo recuperare anche di forza. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma non ce l'abbiamo fatta, questo è il discorso.
e se metterla poi sulla forza fisica loro erano superiori, però tecnicamente abbiamo cercato di fare qualcosa che non è riuscito. Speriamo che la Supercoppa porti qualcosa di meglio. Allora. È vero, c'è stato un momento nel finale, tant'è vero che mi sono pure arrabbiato. Ho detto, ma perché poi mi fai vedere questa reazione che parte all'80°? Ho visto un paio di azioni di prima, cosa che abbiamo fatto tale e quale anche col Benfica. Alcuni scambi di prima dove siamo arrivati un po' più avanti in porta e non siamo stati poi efficaci nella conclusione, eppure ti fa andare un po' più in freva. Sono le forze nervose, la reazione nervosa di chi... E una volta te lo annullano, e una volta te lo annullano, te ne fanno un terzo, tu dici ma che cacchio. Evidentemente è venuto fuori un po' di orgoglio e ci hanno provato, ma era più giusto così, era più logico perderla. Caro Valerio, cari amiche e amici bellini, sarò molto breve. Nello spazio stretto abbiamo perso tanto, abbiamo perso molti duelli, ma soprattutto nello stretto non riuscivamo a creare gioco, l'Udinese ci ha mangiato. E abbiamo permesso a Zaniolo, per varie motivazioni, intendo per aver permesso, abbiamo concesso a Zaniolo, per molteplici cause, di poter essere Ronaldo il fenomeno oggi. Poi lascio a voi le analisi tattiche, che siete più bravi e competenti di me. Che tristezza. Anche perché poi se in Champions fai male, concettualmente in campionato dovresti fare meglio. È una domanda retorica. No, certo. No, il fatto di Zaniolo purtroppo l'avevamo analizzato prima, nel momento in cui l'Udinese, che non ha neanche Atta, che è il giocatore di più talento a centrocampo, è pazzesco, voglio. Ce n'era uno solo che dovevi controllare, che è Zaniolo, e che si mette proprio nella zona dove vi ho fatto vedere della sua hitmap. Non c'è niente di esagerato, era di facile lettura tutto, semplicemente poi quando arriva la palla in quella zona devi essere più bravo tu, devi arrivare prima sul pallone, non devi farlo girare, se ti prova a dribblare devi contrastarlo, e non c'era proprio la forza di farlo. Per me oggi il Napoli ha sofferto molto la mancanza di freschezza fisica, cosa che invece aveva l'Udinese. Esatto, molto banalmente anche questo è corretto. Secondo te Elmas al primo tempo, dopo lo scambio con Spinazzola, si è trovato in una buona posizione per calciare in porta? Lì c'è un po' di rammarico. Sì, ci sono state un paio di volte dove mi sono chiesto perché non abbiamo tirato in porta. Lo stesso Lang, là forse ho chiesto troppo, ma c'era Okoye molto fuori dai pali e Lang aveva la palla quasi sulla tre quarti. Provaci, che ne so, nello stadio che è stato di Natale, lo stadio che è stato di Quagliarella, è uno stadio che ti permette anche di ragionare su certi colpi incredibili. Non gli è venuto in mente e non fa niente. Il problema della gestione, buonasera Valerio, amici Berlin, che io ho evidenziato già nel mese di ottobre, ci sta, però può essere solo una mia opinione, perché non viviamo lo spogliatoio, non sappiamo tante dinamiche al di fuori di quello che possiamo intuire o che ci fa sapere qualcuno. Però io la gestione la vedo in un altro modo, non tanto fare il turnover, i ricambi e quant'altro, ma secondo me il Napoli di Conte, pure per battere il Lecce, il Genoa, faccio esempio, il Pisa, ha bisogno di dover correre 4 volte in più di una squadra normale. Chiaro. E questo poi dopo tante partite avvicinate si paga. Quindi secondo me la gestione non è nel manco dello spogliatoio, ma proprio dell'attività fisica dei calciatori che vanno in gamba e si scassano intese che corrono, no, si rompono, che si infortunano. In allenamento li scassa lui, quindi magari non c'è riposo, su questo siamo chiari. Però il Napoli secondo me, pure per vincere normalmente, diciamo, partite sulla carta abbordabili, è costretto a correre 4-5 volte in più del dovuto, e questo poi alla fine si paga. Ho avuto questa impressione. Io penso che il primo tempo... Saltiamo le parole di Conte di nuovo. È un'impressione secondo me corretta, di cui abbiamo parlato all'inizio live, però non è nemmeno una cosa nuova. Io ricordo che si diceva anche dai tempi di Sarri: il Napoli per vincere deve essere sempre bellissimo, deve andare sempre a 1000, se il Napoli non va a 1000 non riesce a vincere quelle partite, così e così. E invece con Conte siamo riusciti in passato, in questo anno e mezzo, a vincere delle partite in cui così e così non stavi in grandissima forma, vincendola col coltello tra i denti, facendo un po' di ostruzione, di difesa arcigna. Era con Conte che avevamo risolto questa cosa, e adesso nemmeno quello ci sta riuscendo più. Squadra psicofisicamente e organicamente scarica, del tutto prevedibile. Non sono scuse, ma è un dato di fatto che comunque gestire così tanti infortuni anche negli uomini chiave, vedi per esempio De Bruyne e Lukaku, onestamente alla lunga la paghi. Quindi io
più che altro, oltre a vedere essere rammaricato da tifoso e scontento da tifoso per il risultato, quello che a me dispiace è che non si vede la luce fuori dal tunnel, perché sì, ok, forse hai recuperato Gutierrez e Lobotka, ma ragazzi, qua i problemi sono ben altri, cioè non hai un'alternativa all'angolo, non hai un'alternativa a Neres, Di Lorenzo, cioè ragazzi è inguardabile, allora McTominay, come dite voi, come è palese, ha bisogno di ricambi. Più che altro volevo fare una domanda, diciamo dire off pitch, ma qualcuno conosce chi ha sostituito il partente, o il partito ormai, Maurizio Micheli, che è andato all'Arsenal? Oppure si parla semplicemente di sigari e di indici di liquidità? Bella domanda, Giuliano. Non ne ho idea. Non se ne è parlato. È stata una cosa, anche perché è stata una cosa in mezzo, cioè non è a fine stagione, è capitato durante il pieno della stagione. È una cosa che bisognerebbe, qualcuno dovrebbe chiederlo, non dovremmo chiederlo noi. Ma hai assolutamente ragione, era una di quelle eccellenze, un personaggio che De Laurentiis stimava molto e che aveva un suo peso anche nel trovare poi i giocatori del domani o anche dell'oggi. Quindi assolutamente è una domanda legittima. Amici, rientro su una questione così per poter invitare l'ottimo Guido e ascoltare anche il suo punto di vista, perché magari ce n'è un altro. Io mi sono incaponito insieme a voi con la questione della gestione delle energie e di una cocciutaggine nel far giocare alcuni giocatori finché non si fanno male, e sono veramente rammaricato e spero di sbagliarmi, spero che sia tutto obbligato e che non ci sia nessuna scelta folle, e vediamo cosa ci dice. Se arriviamo a gennaio ma non abbiamo capito la causa di questa ecatombe di infortuni, non rischiamo di trovarci a febbraio-marzo punto da capo? Sì. Sì. L'unica cosa che ti posso dire, Alfie, è che se ti tornano tutti e cominci a farli ruotare un po' di più, magari puoi aver imparato dal passato. Se hai stabilito che la causa era uno sforzo troppo esagerato per alcuni di questi motori, perché qualcuno ce la può fare, altri no. Qualcuno è più propenso agli infortuni, qualcuno no. Altrimenti ne fai un'altra, fai un altro paio di mesi con i tuoi fedelissimi e poi si rompono a 1-1. Se si rompono a 1-1 nei ruoli diversi, tu li puoi gestire in un certo modo. Giocatori, la solita storia, no? Le occasioni del calcio. Se non si fa male Lobotka, se non si fa male Demme, non scopriamo Lobotka. Se non si fa male De Bruyne, non vediamo mai Neres e Lang. Quindi è un po' la storia del calcio per alcuni allenatori. Altri allenatori invece lo fanno a prescindere, è scientifico. Questo è il giocatore migliore, più in forma, via, panchina, deve giocare quell'altro. Anche quello è un discorso che non accetteremmo a prescindere. Sarebbe bello un po' di elasticità, sarebbe bello senza essere un po', tra virgolette, talebani nelle proprie decisioni. Ma purtroppo è così. Se non si fa male non vediamo Vergara. Esatto. Lì hai visto Elmas. Se non si fa male hai visto Elmas. Hai visto Elmas in una zona che non è la sua migliore, dove si può esprimere alla meglio, e sta tirando la carretta anche lui. Perché è così. Italiano è quello che vi stavo descrivendo io. Poi alle volte gli va bene, alle volte no, perché anche Italiano stecca delle partite. Gli si dà poi la colpa di aver cambiato troppo? E lì c'è da capire, c'è da chiedere ai tifosi della Fiorentina, che erano abbastanza trancianti su Italiano, come lo sono stati su Palladino, che sono due allenatori. Io Palladino era dal Monza che mi piaceva. È chiaro che voglio sempre un allenatore più esperto, più in gamba, per non vederlo triturato dall'ambiente giornalistico. L'avete sentito, no? Come arriva la domanda a Conte da Bazzani, arriva bella morbida. Ad altri allenatori non si concede tutto questo, e secondo me è più pericoloso, rischi la deriva. E invece Conte, che era in un momento di semicrisi anche prima, non di classifica ma di calcio proprio,
ne è uscito alla grande e adesso pare che ci stiamo ritornando, ma non dobbiamo farci influenzare dalle 2 sconfitte consecutive, dobbiamo pensare al futuro. Il futuro è roseo, è la domanda di prima, cioè non è che tra un mese poi ci ritroviamo uguale nella stessa situazione, e questo è il discorso. Bisogna prendere calciatori a 7-8 milioni, giusti 2-3 a 30-40. Giusto 2-3 a 30-40. Noi abbiamo fatto il contrario. Calciatori a 7-8 milioni oggi chi sono? Chi ti dà i giocatori a 7-8 milioni? I giocatori a 7-8 milioni sono i Rafa Marin, sono i Marianucci, sono giocatori che magari poi possono esplodere più in là, ma che con un allenatore come Conte non giocano, non li mette, non li vede, si portano il cartellino dietro. Quindi a 7-8 milioni secondo me non compri niente che l'allenatore utilizzerebbe. Marianucci 9, esatto, cioè quello è il prezzo, ne ha giocata una e poi puff, sparito. Nathan, esatto, l'altro giocatore. Nathan, Marianucci, Rafa Marini, sono tutti quei giocatori là e più o meno tanto vale. Io voglio sperare che Marianucci abbia un futuro più roseo, che possa crescere, ha dimostrato di avere delle potenzialità, però non gioca, l'abbiamo visto, non gioca. Kvara è un discorso veramente a parte, esatto, anche quello che si è messo dentro, perché poi volevano di più, poi dopo hanno abbassato le pretese. Guarda le storie del calcio, chissà se prendendolo un anno prima, perché lo volevano anche prima, magari non era ancora pronto per avere un impatto subito. Un anno in più a quell'età è importante. Caiuste, esatto, Caiuste ha segnato, non so se avete visto, portavuto, cioè no, a portavuto, proprio il portiere invece di rilanciarla gliel'ha passata proprio a lui. Impressione, in pressing alto ha segnato Caiuste. Secondo te, nella gestione iniziale di Conte è stata problematica l'idea di mettere in campo i più forti sapendo che si tratta di una fantasia degli allenatori, visto che mai succede a nessuna? Problematica l'idea di mettere in campo i più forti sapendo che si tratta di una fantasia degli allenatori, visto che non ho capito niente. Sono convinto che lui ha fatto quella scelta di quel modulo per mettere in campo i più forti. Non lo so se tu mi stai dicendo una fantasia degli allenatori, non succede agli altri che non mettono i più forti, o succede a tutti, non l'ho capito. Ma sono convinto che così si è arrivato a quel modulo iniziale, per avere gli 11 più forti subito e poi trovare delle soluzioni intorno all'idea iniziale. Non ho capito. Se mi riesci a spiegare con un altro messaggio, aggiustiamo. Anghissà, 1 milione in prestito per metà anno. Cosa? L'acquisto di Anghissà? Serve un'idea, l'allenatore non deve scegliere i calciatori. Se per questo De Bruyne non l'aveva scelto Conte. Gli allenatori chiedono alcune cose, Conte chiede alcune cose sicuramente, ma non aveva chiesto De Bruyne. Ad oggi, da 1 a 10, quanto valuti il mercato del Napoli? Non sempre se spendi tanto spendi bene. Giustissima la considerazione finale. Ad oggi da 1 a 10 è un mercato da 6,5 secondo me. Beukema non è male, però col Bologna mi sembrava più convinto, e anche lì se sei inamovibile è un conto, se invece devi essere utilizzato all'inizio col contagocce poi diventi subito inamovibile. Per me non è male, ma non è ancora Rachmani. Lo può diventare Rachmani, prendere quella consapevolezza. Gli altri, insomma, Marianucci non leva e non toglie. Lang mi aspetto qualcosa di più, onestamente. De Bruyne bene, però l'abbiamo perso. Lucca male. Højlund bene per me. Chi altro? Gutierrez bene, però l'abbiamo dovuto vedere carburare, quindi Gutierrez sì. Chi altro abbiamo aggiunto al roster? Sono questi. Ditemi voi gli altri che mi sto dimenticando, insomma. Penso che sono questi qua.
Maximovic 2.0, non lo so, no, secondo me è un po' più forte, ha più potenziale di Maximovic. Vergara, Politano, Marianucci, Lucca oggi non potevano giocare dall'inizio e far rifiatare i più forti per poi schierare come arma partita in corso, giusto analizzare tutto, ma questo sembra ABC. Sono d'accordo, non li metto tutti insieme nello stesso calderone, ma almeno Vergara e Politano per me ci potevano stare. Politano ti dava poi la possibilità di inserire o Lang o Neres a metà partita se le cose andavano male. Vergara ti dava la possibilità di non vedere questo ragazzo sulle ginocchia. E su Marianucci non me la sento di esagerare, perché poi se metti Marianucci e perdi è Conte che l'ha persa, perché come ti viene in mente di mettere Marianucci? E Lucca è una questione un pochino più particolare, perché è una questione di quello che Conte vede in allenamento rispetto a quanto si aspettavano dall'inizio, e qua entriamo ancora nei discorsi più di mentalità, di carattere che non tecnici. Non è una questione che Lucca non è buono tecnicamente, ma si potrebbe andare un pochino più in discorsi diversi. E là io ti dico, se Højlund sta se Højlund hai delle cose che dici è meglio non farlo, Ambrosino, metti Ambrosino. Su Ambrosino sono più d'accordo che su Marianucci, perché Marianucci è la difesa e quindi se ti scappa uno così, Ambrosino gli dai mezz'ora, vedi se c'ha vivacità, perché comunque è un giocatore che può fare. Se ti dà così, e poi Luke, hai fatto risparmiare mezz'ora di mazzate a Højlund. Capasele nel frattempo si è stancato per girare appresso Ambrosino. Con Ambrosino più di Marianucci, se capite il mio ragionamento. È chiaro il ragionamento? Elmas sì, come acquisto, sì, è chiaro. Elmas l'ho proposto e quindi lo apprezzo molto, perché vedi il tappabuchi che vi dicevo in estate ti è tornato utile. E Vania per me sì, perché se tu, guarda caso, Meret ti è venuto meno, se non avessi preso il portiere avresti giocato con Contini o con Ferrante, puntando solo su Meret, e quindi avere un Milinkovic-Savic che ti ha parato rigori, ti ha fatto parate importanti e ti dà anche una soluzione tattica, per me è un buon acquisto. Non mi interessa poi andare nello specifico di quello l'hai pagato troppo, quello l'hai pagato di meno. Ci sono volte in cui ti va bene, ci sono volte in cui li strapaghi, l'importante è quello che fanno in campo, e per me Vani in questo momento anche lui sta pagando un momento di flessione, ma non lo discuto come portiere. A me sto Vani piace meno di Meret, sarà. È interessante perché tutti i detrattori di Meret, quelli là accaniti, Meret è il male del Napoli, basta che togli Meret e vinciamo le partite. Non ci sono più, non ricordo più i vostri nickname, e adesso stanno uscendo tutti gli amanti di Meret, che però non c'erano quando Meret faceva qualche errore, e quindi uscivano alla grande gli odiatori di Meret. L'equilibrio ci manca. Ci sta fare un discorso del genere. A me questo piace meno di quell'altro, Meret è più bravo tecnicamente, tra i pali, le abbiamo sentite le analisi anche di ex portieri, così mi sembrano tutte cose condivisibili, senza andare nell'esagerazione di quello è più bravo di Buffon, questo è più scarso di Bandieri. Sono esagerazioni che ti portano a essere condiviso sui social, eccetera, eccetera. Per me sono due ottimi portieri, saranno sempre due ottimi portieri. Come ha fatto degli errori Milinkovic-Savic con i piedi, così li ha fatti Meret, e non ce le dimentichiamo. Ricordiamo che come prende dei gol dal breve Milinkovic-Savic, Meret prendeva dei gol dalla distanza, e ci provavano da tutte le parti con Meret. Io ricordo i miracoli che faceva Meret, autentici miracoli che li faceva nel primo anno, poi dopo ha perso un po' di tranquillità, poi l'ha ripresa. Quindi ci ricordiamo tutto. Se ti ricordi tutto, non ti innamori di una cosa sola e analizzi partita per partita, ed è molto più facile per quanto mi riguarda. Just Back è tornato. I never left, you never left, amico mio. Direi che il Napoli è già all'ammazza caffè,
Infatti io mo non vedo l'ora di... Ehi, Guido ha detto, no, ma ci sono, quando? Così poi gli mando il link e non è entrato. Vabbè, mo vediamo quando viene. Un caffè, io non lo so, ho due possibilità. O vado a fare un nap, il nappapiri, o mi vado proprio a dormire perché è stata una settimana lunghissima, amico mio, di serate tutti i giorni, non seratine solo da bar, serate anche feste private, cose che ti portano tutta la giornata sui tacchi. E quindi gli stivali, insomma, sto stanco, sto acciso, sto a piezza. Questa partita non ci voleva. Quindi io ringrazio voi che siete qui con grande pazienza, che lasciate i like e mi tenete compagnia. La live durante la partita dell'Inter, per un po' di cuffaggio, disse uno. La live subito dopo la sconfitta per un po' di pompieraggio. Nel frattempo che sta facendo l'Inter? L'Inter è sul 2-0 ancora. 64esimo. Io credo, fatemi controllare le cose mie perché nel frattempo che aspettiamo Guido. Ok, il Fanta Creator mi ha recuperato sul 2-2 perché tiene a Lautaro Martinez. Io devo sperare solo in Ildiz, però nelle altre partite me la sto cavando. Vediamo. Con gli altri funziona sempre il gol dell'ex, con noi mai. Diciamo che sfatiamo tutti i miti, è vero. È vero, è stato pure sfortunato. Però là era fuori gioco, secondo me, quello di Lucca. O quello di Højlund era fuori gioco, e quello di il palo di Lucca vale. Questo lo devo approfondire. Il Napoli adesso deve riposare, secondo me, perché dopo Bologna la reazione è stata positiva. È vero, amico mio. Quando, però? Che facciamo? Usciamo? Me l'ha scritto Vince prima. Non si possono fare tutte queste sere, hai ragione. Però l'affitto, io mo devo andare a spalare, altro che nap e caffè, ammazza caffè, devo spalare la neve che oggi ha nevicato sulla macchina. Che dicevi, devono riposare? Sì, come mi diceva Vince prima, che facciamo? Usciamo dalla Supercoppa? Usciamo dalla semifinale in modo tale che abbiamo i 10 giorni di recupero? A questo punto giochiamo, infortuniamoci, che vi devo dire? Infortuniamoci e vedremo Ambrosino titolare in qualche modo. E vedremo altre cose, scopriremo dei giovani talenti della primavera. Se ci fanno male tutti, saremo... Non vi preoccupate, 11 li buttiamo in campo. È capace che chiamano a me, che chiamano a Nando, chiamano a Francesco Perrone. Perrone, secondo me. I giovani della chat, Nicola e tutti gli altri più giovani. Giochiamo male con qualsiasi modulo, ma se Buongiorno al Torino giocava nei centrale nei tre dietro, un motivo c'era. Non è un regista difensivo alla Bastoni, per me si potrebbe provare Amir Buongiorno Mati. Sì, non c'è niente di folle in quello che dici. Amir Braccetto ci giocava col Verona e potrebbe funzionare, anche se quello che vediamo è che Rachmani, noi eravamo un pochino più vulnerabili senza Rachmani. Col ritorno di Rachmani si è un pochino registrata un po' più la difesa. Poi a seconda di come vanno le partite dobbiamo cambiare il modo in cui la raccontiamo. Però l'hanno raccontata tutti così. È tornato Rachmani, il Napoli torna a fare i clean sheet, la difesa più blindata. Quello che vi posso dire di sicuro è che Rachmani la difesa la guida. È uno di quelli che parla. Buongiorno è uno di quelli che, se sta in forma, è uno di quelli che può rompere la linea, che può andare perché ha lo scatto, ha un pochino più anche di freschezza atletica quando sta bene, rispetto a Rachmani, ed era perfetto Buongiorno su Zaniolo come concetto, proprio per caratteristiche tecniche e fisiche. Non stava in condizione, si è visto, però Amir, Buongiorno, Olivera, Braccetto è una cosa che si può fare tranquillamente. Buongiorno sulla punta ci può stare un marcatore che può c'è una bellissima immagine. Oh Daniele, grazie, ma figurati, ma che bello che sei. Grazie mille amico mio. C'era quell'immagine di Osimhen che era ancora a Napoli e in un duello in allenamento con Buongiorno che non lo fa respirare. Poi Osimhen non è un gran dribblatore, però nel duello fisico Buongiorno che gli morde le caviglie e poi alla fine prende palla.
Buongiorno sull'uomo è forte, però anche lì dobbiamo capire quanto regge fisicamente, perché adesso di Buongiorno l'unica incognita non è tecnicamente quello che ti può dare, ma quante partite consecutive può fare prima di pagare dazio. E penso che ci siamo arrivate. 3 o 5? 4. Forse 4 partite, dopo 4 partite Buongiorno, Juan Jesus, Oliveira, Marianucci, chiunque debba essere, secondo me quello è. Ma come grazie? In che senso come grazie? Perché grazie, ti voglio bene, mi ha detto che ti voglio bene anch'io. Grazie per il supporto, ovviamente. Gol del Genoa, per una questione fantacalcistica, per curiosità. Lo andiamo a vedere. Sommer ha preso gol, Sommer, dopo i 2 gol presi dalle ali. E vediamo Vitigna. Ma Vitigna tanto non l'ha messo nessuno. Se prendo gol da Vitigna rinuncio proprio. Non so se Guido ce ne parlerà con qualche tabella, però mi sembra visibilmente un tema. In 11 trasferte stagionali tra campionato e Champions, 7 sconfitte. Non ricordo un andazzo simile. Sì, sicuramente lo tiene segnato. Guido aveva anche fatto una riflessione su quelle che erano le partite che il Napoli aveva vinto, erano subito dopo sconfitte Guido fa pure sugli avversari questi ragionamenti. Però sì, è sicuramente un tema e potrebbe ricollegarsi. Io non ho mai creduto, vi dico la verità, ha una grande differenza. Una volta fare le trasferte, i viaggi della speranza era ancora più taxing sui giocatori, perché non si viaggiava con comodità, quindi arrivavi già nello stadio avversario in trasferta con un po' più di stanchezza, con un pochino più di difficoltà. Alcune cose, giocare in casa, tu hai dei riferimenti, il tuo stadio lo conosci bene, quindi sai che dove sta il tabellone, se prendi quello come punto di riferimento e lanci il pallone, quindi ci sono una serie di cose. Il pubblico per me sposta pochissimo quello di Napoli, anzi ho sempre considerato il pubblico che va in trasferta a volte più caloroso di quello che sta allo stadio, però la statistica di quest'anno è chiara. Quest'anno il Napoli non ha mai perso, unbeaten. La Serie A ha scritto unbeaten, non unbeaten, non undefeated, unbeaten, che non è una parola in inglese, ve la siete inventata voi. Scrivete imbattuti se non sapete scrivere l'inglese. Se non avete idea, non usate l'inglese, scrivetelo in italiano che si capisce lo stesso. Insomma, il Napoli non perde in casa propria e perdiamo troppe partite in trasferta. È sicuramente un dato. Poi questo dato ci aiuta a risolvere la cosa. Secondo me non si può, ecco perché non mi ha mai fatto impazzire questo dato, perché non si può intervenire su questo dato. In trasferta ci devi andare, non è che decidi allora visto che in trasferta vediamo di non andarci più e li invitiamo a casa nostra. No, però volendo poi fare delle riflessioni più profonde, ci sono alcune squadre che quando stanno in casa il dominio in un certo modo. Il Napoli gioca sempre in contropiede, quindi si dovrebbe trovare meglio in trasferta. E invece non è così. Qua non dobbiamo essere sclerotici. Siamo partiti da Conte è entrato nella testa dei calciatori. I calciatori si buttano nel fuoco per Conte. Siamo passati per. I calciatori non sopportano più i sistemi di allenamento di Conte, non lo possono vedere, stanno giocando contro l'allenatore. Siamo passati per Conte che schifa i calciatori, che dice le cose, non voglio accompagnare il morto, se ne va a Torino, dimissioni rifiutate, non torna più a Napoli, si prende quel momento di pausa, torna, il Napoli riprende bravi i ragazzi, devo ringraziare i ragazzi che si sono prese le loro responsabilità e abbiamo fatto l'esploit, 5 partite vittorie consecutive, non so quante ne abbiamo fatte. Adesso di nuovo, perché ne abbiamo perse 2, i giocatori seguono ancora Conte o no? Ma non può essere così, non possiamo essere così bandiere, possiamo analizzare partita per partita. Per me oggi c'è un problema di evidente, ma proprio evidentissimo.
Non sono i calciatori che non seguono Conte, sono calciatori che non ce la non ne hanno più. Può essere una questione di errore di preparazione, può essere una questione che li dovevi far ruotare di più e adesso sono arrivati allo sforzo maggiore. Può essere che è fisiologico che se ne vinci 5 di fila a un certo punto 1 o 2 le devi poter pure perdere. Può essere che l'Udinese oggi doveva vincere per forza, hanno giocato bene, ne ha perse 4, poteva mai perderne 5, eccetera, eccetera. Può essere una serie di cose, ma non possiamo ad ogni volta che cambia il vento pensare che sia cambiata tutta la situazione. Io sono convinto di una cosa, e questa è la mia convinzione, ma non ho la verità in tasca, che sia un problema, non ne hanno più, è finita perché lo sforzo è stato sovrumano e si poteva evitare di arrivare allo sforzo sovrumano utilizzando di più altri calciatori quando li avevi. Ad oggi è anche complicato chiedere a Conte di mettere Marianucci, chiedere a Conte di mettere un Lucca e così. Gli abbiamo chiesto perché non gli abbiamo chiesto tanto, gli abbiamo chiesto giusto Vergara, giusto perché era molto più visibile quello che era di McTominay, ma alcune cose che non sappiamo, come per esempio la soffiata che mi è arrivata come commento sul canale, che Milinkovic-Savic sta giocando infortunato anche lui con le infiltrazioni, queste cose non le possiamo sapere. Possiamo chiedere a Conte di mettere Ferrante o Contini o di utilizzare Milinkovic-Savic con le infiltrazioni. Qualche giornalista si vuole prendere la responsabilità di parlare con Conte in maniera seria, oppure gli chiediamo ma secondo te la reazione, ma i tifosi come ti... Qualche giornalista, perché se le voci arrivano a me, arrivano anche a loro. E se le voci arrivano anche a loro, qualcuno si deve prendere la responsabilità, se vi interessa, di dare soddisfazione ai tifosi che si fanno domande dopo domande. Se vi interessa. Se invece non vi interessa, se avete altre cose da dire, preferite fare il mestiere in un certo modo, per non inimicarvi, per essere invitati, per continuare ad andare a cena, per tutta una serie di cose, io mi arrendo. Quello che mi arriva, quello vi dico, con grande prudenza, perché non ho la certezza delle cose che possono succedere. Io discuto con voi e mi faccio un'idea, ricevo le vostre considerazioni, le mettiamo tutte sul piatto e sono tutte valide, perché ho la fortuna di essere circondato da una community di grande livello. Se poi il resto non lo vuole fare, ce ne possiamo solo andare per un'idea e non posso aggiungere altro. Visto che Guido non si fa vedere più, io vi saluto perché sono molto stanco. Abbiamo ascoltato tutti i vocali, devo assolutamente andare a recuperare un pochino di energie perché ieri ho cantato in Nirvana, non è possibile, non è proprio nelle mie corde, il cantante mi fa dammi una mano, questa è altra, e quindi devo andare assolutamente a riposare. Vi amo ed è bene che la live sia un pochino più breve, lasciando la chiosa come questa che deve essere, perché senza essere sclerotici è importante andare nel profondo senza buttare tutto a mare, perché è sul lungo che si vedrà poi il cavallo e si capirà se Conte è insopportabilmente un allenatore finito che non sa fare il suo mestiere, o se si riscrollerà il momento di dosso e ci riporterà comunque a fare un grande campionato sul lungo. Non lo sappiamo, io lo spero. Certe domande me le faccio e mi piace farle con voi. Vi amo. Amici bellini alla ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sei, poco. Allora. Bellissimo. Questa è la classe il contrario, questa partita non l'avremmo mai vinta. Eppure lo stesso allenatore, è bellissima questa è la cosa più bella.